Buonasera, intanto grazie di essere venuti, grazie al Teatro Stabile del Veneto che ci accoglie per questa occasione e a tutte le persone che lavorano qui che ci stanno aiutando moltissimo, grazie a Iole Film e Michela Signori che lavorano con Marco Paolini, grazie a Giulia Alonso che ci sta dando una mano per gli aspetti organizzativi. Io sono Oliviero Pontedipino e ho convocato per questa occasione Telmo Pievani e Marco Paolini. Questo incontro rientra in un progetto che si chiama Le Buone Pratiche del Teatro, che è nato una quindicina d'anni fa da me e da Mimma Gallina e l'idea era stata di applicare il concetto di buona pratica alla cultura e in specifico al teatro. Buona pratica è un concetto che non è nato per la cultura, è nato in altri ambiti, viene usato per il management, viene usato per la medicina, viene usato per l'agricoltura, viene usato nell'educazione e l'idea è quella di trovare delle iniziative, delle pratiche innovative, cioè una cosa che prima non c'era, una cosa replicabile, quindi se io la faccio a Padova qualcuno può copiare l'idea e farla da un'altra parte, e il terzo aspetto è che sia sostenibile. Quindi è un modo di lavorare che viene utilizzato in ambito spesso tecnico-scientifico, quindi siamo grosso modo in tema. Per arrivare all'incontro che faremo il 14 marzo, di solito noi ci occupiamo di faccende molto noiose che sono economia e politica della cultura. Quest'anno abbiamo pensato di andare un po' più nella polpa e la domanda che ci siamo fatti è: a che cosa può servire il teatro in un mondo dove comandano queste cose qua? Allora, che senso ha continuare a fare teatro oggi nel 2020? E l'idea che ci è venuta è stato: proviamo a prendere una persona che fa un altro mestiere, che non si occupa di teatro, nel caso specifico Telmo Pievani, che è professore d'università, scienziato, studioso di evoluzione, e mettiamolo a confronto con qualcuno che il teatro lo fa e vediamo che cosa succede. Né Telmo né Marco, che ringrazio moltissimo per essere qua, sanno che cosa diranno, sanno grosso modo il tema, ma non è che debbano raccontare delle cose che hanno studiato prima o che hanno scritto prima. Ci cerchiamo di capire che cosa succede mettendo a confronto due mondi diversi. Tanto cercherei di mettere le carte in tavola. Telmo, che rapporto hai con il teatro? Vai a teatro, ti piace? Che tipo di teatro ti interessa o non ti interessa nessun tipo di teatro? Bene, innanzitutto buonasera, grazie di questa occasione, però poi chiedi a lui cosa lo lega alla scienza. Sì, no, ma ho già la domanda per lui. Okay. Dunque sì, ci vado molto spesso, non tanto spesso come vorrei. Ci sono stato anche sabato questo a Milano a vedere uno strano spettacolo sulle tribù del calcio, quindi tratto da un libro di Desmond Morris. Con Gianfelice Facchetti. Che è stato mio allievo, tra l'altro. Qui cominciano le strane ibridazioni, si è laureato con me e poi... Ed era venuto da me in radio qualche giorno fa. Ah, ecco, vedi, figlio di Giacinto Facchetti, quindi per me è anche una connessione particolare. E mi ha invitato perché è una pièce tratta da un testo di un grande evoluzionista, etologo, Desmond Morris, il famoso autore della Scimmia nuda, e quindi forse entro subito nel merito, nel senso che mi capita sempre più spesso, in questo caso ero soltanto invitato ad essere lì, ma di essere coinvolto in strane connessioni tra il teatro e la scienza, in particolare il campo di studio di cui mi occupo io, che è l'evoluzione. Però diciamo che la radice del mio interesse è molto più antica, nel senso i filosofi della scienza sono degli strani ibridi, perché si occupano di scienza, ma cercano di, come diceva il bisnonno del mio maestro, cioè Ludovico Gemonat, il filosofo della scienza deve imparare a tirare fuori i grandi temi filosofici e culturali dalle pieghe della scienza, come diceva lui. E aggiungeva sempre: se guardi bene ci troverai dentro i grandi temi dell'umanità. E aveva ragione, naturalmente. Nel mio caso, in particolare, occupandomi di evoluzione, noi ci occupiamo di storia.
raccontiamo storie. La scienza dell'evoluzione è una scienza molto particolare perché è una scienza alla Sherlock Holmes dove devi mettere insieme degli indizi, ricostruire delle storie plausibili, fare delle ipotesi, delle speculazioni, delle congetture, come diciamo noi, e mettere alla prova. Quindi diciamo che il teatro mi ha sempre attratto tanto, per farla semplice, perché ogni volta che assisto a uno spettacolo davvero riuscito con il ritmo, con la struttura giusta, ci trovo dentro degli universali narrativi che sono sempre lì, dall'Iliade dell'Odissea, dalla tragedia greca in avanti. E può sembrare strano, ma gli stessi universali li trovi anche in molte storie di scienza. C'è una radice comune. Come diceva Enrico Bellone, la cultura è una sola, non ha aggettivi, e penso che sia dentro questo spazio di intersezione che nasce l'interesse di chi fa scienza anche per il teatro. Marco, quando andavi al liceo nelle materie scientifiche, come andavi? Matematica, fisica, com'era il tuo rapporto con le materie scientifiche da ragazzo? Andiamo alla seconda? Okay. Non vale. Però poi dopo hai recuperato, perché nei tuoi spettacoli ci sono tanti aspetti che hanno a che vedere con la scienza e con la sua storia. Perché ti è venuto questo interesse? Da dove è scattato? Perché mi piacciono gli errori. Ti piacciono gli errori. E quindi Telmo Pievani ha fatto un libro in cui l'ultimo suo libro che racconta la storia dell'evoluzione e spiega che la storia dell'evoluzione è una storia fatta soprattutto di errori. Beh, ma scusa, adesso voglio sentire Marco cosa ne pensa, ma provate a pensarci, la scienza è, però su questo sono pronto a essere sfidato, che io sappia l'unica forma di sapere nota umana in cui a forza di mettere in discussione le idee tue e degli altri, a forza di fare errori, a forza di rivedere quello che pensavi fosse vero precedentemente, a forza di autocorreggerti, insomma, a forza di distruggere, se vogliamo, le idee tue e degli altri, la conoscenza, anziché diminuire, aumenta sempre di più e sai sempre più cose. Più sbagli, più ti accorgi di altri sbagli, però alla fine conosci molto di più. Io non so quali altre forme di sapere abbiano questa paradossale caratteristica. Lo traduco così, cioè l'unico sistema legislativo dove quando si trova un errore bisogna cambiare la legge. Sì, esatto, sì, direi di sì. E sì, è quello che è interessante, perché dell'approccio che... Allora, se vuoi che ti dica nella sostanza che cosa interessa a me di tutto questo, è che, è vero, a scuola non ero una cima e non ho mai avuto un particolare feeling con la disciplina della matematica. Sono stato più attratto dalla fisica, che però in me è troppo simile alla filosofia, è troppo ricercatrice di principi generali, eccetera. Ma la fisica ti pone delle sfide. In generale la fisica è quella cosa che quando la leggi ti sembra di capirla e quando provi a dirla non l'hai capita. Questo vale in generale per molte cose della scienza. Dunque, che cosa può fare uno come me, che è costantemente in crisi sulle basi? Può fare un esercizio piuttosto interessante: rifare con le parole quello che altri hanno fatto in campo sperimentale, oppure rifare con le parole ciò che altri hanno fatto in campo logico, rifare con le parole ciò che altri hanno empiricamente ottenuto attraverso un procedimento lungo. A me non sta fare un report che confermi, non ho mai le prove della cosa, ma se io riesco a capirlo rifacendolo con le parole, in qualche maniera ho fatto qualche cosa che non esisteva prima. Cioè il teatro può rifare la scienza in un modo che non ha uguale. In questo, secondo me, è ancora diverso dal cinema, ancora diverso dalla letteratura, perché l'oralità non è una scorciatoia, è una maledetta sintesi
Dunque, appunto, come ogni studente che si ritrova a leggere un libro pensa di essere perfettamente preparato, poi quando prova a spiaccicare parola davanti al professore sembra improvvisamente parlare in una lingua diversa, perché sta imitando quello che c'è scritto nel libro, mentre la costruzione dell'oralità è diversa, per cui lui improvvisamente parla in un modo tale che anche i suoi più intimi pensano che sia posseduto. Questa differenza tra il linguaggio del libro e quello che si deve usare rispondendo al professore dà la misura della distanza che c'è tra la scienza come materia sulla quale ci si può documentare, eccetera, e la difficoltà di una sua traduzione orale. Naturalmente raccontare a voce una cosa è solo l'inizio, ma è un passaggio fondamentale. Dopodiché la cosa più divertente è unire i puntini. Come fai a passare dai materiali scientifici che ti leggi, che ti studi, a questa oralità? Quali sono i passaggi che segui per arrivare a raccontare questi mondi, praticamente, cioè come metodo di lavoro proprio? Sbaglio. Quindi come fai? Sbagli e come fai a renderti conto che hai sbagliato? Guarda che c'è sempre qualcuno che ne sa più di te in sala. Quindi è il pubblico che ti... Beh, a volte faccio delle figure da chiodo. Se ne puoi raccontare una? Spesso e volentieri. Non sono così autolesionista da tenere l'elenco perché è lungo, ma a volte in maniera gentile, con delle lettere che dicono scusi, lei ha detto questa cosa, io dico va bene, grazie, e mando giù. A volte in maniera un po' più così ottengo piena soddisfazione della mia ignoranza in pubblico. E considerando il teatro come un esperimento o come una partita, la similitudine mi sembra che possa essere giocata. Tu puoi in allenamento aver fatto tutti gli esercizi che vuoi, essere pronto alla partita, poi quando te la giochi puoi prendere il gol e la partita è una storia diversa dall'allenamento. Allo stesso modo l'esperimento, se io non considero il teatro come rito, dove il celebrante ha una sua solida, l'autoritas del celebrante viene dal libro. Dunque, se l'autorità del teatro che faccio io non viene dal libro, non viene dal testo, non viene da Sant'Agostino, non viene da Aristotele, non viene da Shakespeare. Comunque ogni teatrante, quando si cimenta con Shakespeare, si prende la sua responsabilità di trasformare quel libro in cosa. Dunque non è molto diverso quando io prendo una materia che non è scritta per il teatro e in qualche maniera provo ad articolarla secondo una storia o secondo un ragionamento a voce alta, a seconda di come sono riuscito a trasformarla. Però è abbastanza evidente che ti prendi dei rischi comunque in questo mestiere. Ma se, e la cosa mi sembra interessante, se l'errore diventa un elemento cercato nel senso che tu sposti il confine un po' più in là da quello che ti era solido, tu più o meno sai fin dove ti puoi spingere e sai che oltre sei su un terreno a rischio. A volte, per esempio, certe idee non si materializzano mai, cioè non troverei mai il modo di raccontare una cosa con le parole cercandolo sulla scrivania seduto, perché quando scrivo ragiono in un modo diverso da quando parlo. Allora, avere un po' la paura della brutta figura, ma un po' è davvero una condizione sacra, se volete, ma anche se laicamente sacra, che è quella della rappresentazione, in cui i miei neuroni girano in un modo diverso da come girano quando sono a casa.
Nel momento in cui ti stai muovendo in questa giungla, che è tu sei attore e sono in agguato le persone che ti possono prendere in fallo e che comunque non sono necessariamente tutte a tuo favore, anche se sono interessate alla cosa, ti puoi mettere nei guai da solo in 100 maniere diverse. Eppure, mentre ti stai mettendo nei guai, stai anche attivando un sistema di vigilanza, un sistema di conoscenza che è completamente diverso da quello che avresti a casa. Tutto questo è empirico, no? Non è dimostrabile, non sto vendendovi una tesi, sto solo parlando di una condizione umana che mi fa pensare che spesso, quando stai sul palcoscenico in questo modo, sei una cavia. Allo stesso modo sono cavie le persone che hai davanti, non c'è uno che sta facendo l'esperimento è fatto tra cavie e in qualche maniera può andare a buon fine, ma alcuni sono veramente pessimi. Telmo, Marco ha raccontato la sua esperienza teatrale usando tutta una serie di termini scientifici e facendo preciso riferimento a un metodo sperimentale. Dal punto di vista dello scienziato e di filosofo della scienza, lo riconosci il metodo scientifico nel modo di lavorare che ha Marco e nel modo di lavorare che hanno tante persone di teatro? Allora, ti rispondo in due modi. Il primo è che la risposta è sì, però ci arrivo dopo, nel senso che secondo me quello che è molto anche ancora da indagare, credo, è quanto c'è di quello che ha detto adesso Marco all'interno della pratica scientifica. So che può sembrare strano, ma è così, perché molto spesso la scienza viene rappresentata e anche studiata per lo più sulla base dei suoi prodotti, quello che è il risultato, la teoria, l'idea, la formula. In realtà l'elemento più interessante del processo scientifico è il processo stesso, è la genesi di un'idea, no? Perché quello è quello che viene chiamato il contesto della scoperta. Difficile da studiare perché ovviamente perché dentro c'è tutto della mente di uno scienziato, le sue emozioni, la sua storia, le sue particolarità. E se tu studi come avviene la grande scoperta, c'è dentro tantissimo di teatro, però questo magari Marco mi smentirà, perché innanzitutto tutte le volte, può sembrare una cosa, io mi interrogo sempre su questa cosa, tutte le volte che nella storia della scienza c'è stata una grande scoperta rivoluzionaria, tutti gli altri scienziati reagiscono sempre nello stesso modo e succede ancora adesso, cioè all'annuncio della scoperta gli altri dicono porca miseria, era lì come ho fatto a non vederlo. Ecco, in quella reazione c'è qualcosa di molto importante, cioè era lì la scoperta, soltanto che l'ha vista lui, non l'hai vista tu. E perché l'ha vista lui? Perché, come diceva Darwin, che un po' ho studiato parecchio, lui diceva la scoperta scientifica è, prima diceva Marco, unire i puntini, lui dice la stessa cosa, è trovare connessioni tra fatti sparsi. Tu hai una giungla di evidenze e a un certo momento emerge la connessione. Tu unisci dei puntini che nessun altro ha unito. E com'è che ci arrivano tutti i grandi scienziati? Innanzitutto con un teatro interiore, cioè mettono in scena il loro processo di scoperta internamente. Darwin, quando torna dal suo viaggio in giro per il mondo, cosa fa? Scrive un diario e in questo diario, assolutamente privato e segreto, mette in scena le sue idee. Per esempio, si immagina in modo del tutto interiore un suo avversario. Dice, ah ma se allora ho visto bene, allora adesso salterà fuori uno che mi dirà così. E allora io gli risponderò così. E questa è una messa in scena delle idee, tutta interiore che lui fa. Poi c'è un teatro tra lui e gli altri, che è un'altra cosa molto interessante, cioè non esiste l'eroe romantico nella scienza che capisce tutto da solo. Le grandi scoperte sono sempre un'impresa sociale, un'impresa intersoggettiva, devi metterle in discussione con gli altri. Allora c'è lo scienziato che ha un'idea, che la mette in scena, la mette alla prova con qualcun altro, quell'altro gli risponde e magari lui zitto zitto dalla risposta dell'altro va avanti nel suo procedimento, no? E quindi anche questo è un elemento di oralità e di
Cioè, voglio dire, quando grandi scienziati come Einstein, Galileo, Darwin hanno avuto la loro idea, la prima cosa che hanno fatto era raccontarla. Ecco, ti posso fermare un secondo perché qui siamo a Padova e qui a Padova Galileo ha insegnato e la cosa affascinante è che a un certo punto Galileo e dei suoi amici collaboratori decidono di scrivere un dialogo in cui per la prima volta Galileo espone la sua teoria e lo fa in un dialogo in dialetto pavano, in cui curiosamente chi sostiene la teoria giusta, cioè la teoria eliocentrica, è il contadino stupido, sostanzialmente, che poi è il contrario di quello che avviene nel dialogo dei massimi sistemi. Quindi questo è un esempio di quello che stava raccontando adesso Telmo. Scusa se ti ho interrotto, però mi sembrava... Assolutamente. Questa però l'aggiungerei come ulteriore fatto, cioè una volta che tu hai per le mani una materia scottante, come quella che aveva Galileo, lui cosa fa? Una scelta straordinaria, oltre che metterla in volgare, la mette in scena con Simplicio, Sagredo, eccetera, Salviati, che rappresentano delle idee e cercano di mettersi in discussione gli uni con gli altri, diventa un dialogo che è teatrale proprio nella struttura voluta da Galileo. Quindi ovviamente a Padova non è successo poi a Padova, è successo quando lui fa il grande errore di avvicinarsi a Roma, diciamo di abbandonare la Patavina Libertas, però alla fine tutti dicono sì, beh, fa quella scelta per proteggersi. In realtà lui aveva già fatto quella scelta fin dall'inizio, cioè con il saggiatore, con questi dialoghi, capisce che quella rivoluzione scientifica deve essere raccontata a tutti, deve essere messa in scena. E se tu leggi le sue lettere private, lo dice espressamente: io sento la necessità che questo cambiamento debba essere condiviso con tutti e debba essere messo in scena, perché lo sappiamo, teoria e teatro hanno la stessa radice. E dicevi due punti per arrivare a rispondere alla riflessione di Marco sulla metodologia scientifica sperimentale che lui usa. Quindi erano esattamente... L'altro invece è il viceversa, è molto più contingente. Io quando ho cominciato a lavorare mi è capitato, ho avuto il privilegio con artisti, con musicisti e anche con artisti di teatro, e partivo dal pregiudizio che nell'ambito scientifico ci fosse il rigore e dall'altra parte ci fosse genio e sregolatezza, niente di più sbagliato. I grandi artisti con cui mi è capitato di lavorare, di interagire, hanno un rigore metodologico che non ha nulla da invidiare a quello scientifico, proprio nella stessa procedura di costruzione della loro impalcatura teorica. L'altra cosa a cui avevi accennato è l'opportunità di utilizzare il teatro e che discende poi anche in parte da quello che abbiamo appena detto, per raccontare la scienza, per raccontare quello che sono le teorie scientifiche e Galileo si mette in scena nei suoi dialoghi, ma anche Brecht e Paolini poi lavorano su Galileo in termini teatrali. Perché il teatro funziona bene per raccontare la scienza, secondo te? Allora, funziona decisamente bene, però io distinguerei due categorie in questo caso. C'è, diciamo, la divulgazione che si fa, quello che viene chiamato teatro scientifico, ed è molto ben fatto, molto interessante, però diciamo che è una rubrica dei linguaggi della divulgazione. L'altra categoria che io trovo più interessante è che ha ovviamente dei grandi antecedenti che tu citavi, Brecht non solo, ma che oggi ha secondo me delle grandi possibilità di esplorazione in più, perché oggi siamo secondo me in una fase dove i linguaggi sono diventati più permeabili secondo me l'uno all'altro. È non il fare teatro scientifico, cioè il divulgare la scienza teatro, ma fare teatro tout court per quello che è, dove però la storia, il contenuto, il dramma ha a che fare con la storia della scienza, e secondo me c'è una miniera nella storia della scienza per fare operazioni di questo tipo, e giocando sempre un po' tra la biografia dello scienziato, cioè il dramma personale, per esempio, che vive Galileo, ovviamente, ma anche Darwin, ma anche Einstein per molti aspetti. Gli errori di Einstein sono una meravigliosa storia teatrale, perché lui all'inizio li rifiuta sdegnosamente, poi però si accorge in realtà che li deve accettare e poi appunto cambia la sua teoria. Questa è una bella storia. E poi ti aggiungo solo questa cosa perché voglio sapere, magari Marco ha la risposta. In filosofia della scienza c'è un enigma che noi ci portiamo avanti da tanto tempo e che forse il teatro potrebbe raccontare bene. Spesso si dice che
shakespearianamente, il mondo là fuori è molto più grande della nostra immaginazione. Allora, nella scienza può succedere talvolta un processo, lo dico in 2 minuti, ma molto semplice. Ci sono degli scienziati che, chiusi nella loro stanza, elaborano dei nuovi linguaggi, delle nuove teorie, dei nuovi sistemi assiomatici. Faccio un esempio: prima metà dell'Ottocento dei geometri straordinari con grande inventiva inventano le geometrie euclidee, cioè si immaginano degli universi che non esistono e dicono: sai cosa c'è? Prendiamo questo assioma della geometria euclidea, lo cambiamo così, vediamo cosa succede, e si inventano dei mondi alternativi. È un gioco, è un puro gioco matematico. Beh, dopo 70 anni scopri che una di quelle geometrie lì descrive la reale geometria dell'universo einsteiniano. Cioè una cosa che è nata in un gioco puramente mentale, nel teatro mentale di uno scienziato, finisce che va ad intercettare una dimensione della realtà che esisteva là fuori e tu non sapevi nemmeno che esisteva là fuori. Questa è quella che è stata chiamata l'irragionevole funzionamento della matematica e della scienza, no? È una continua dialettica tra il tuo mondo interiore e quello che c'è là fuori. Un grande matematico, una volta, che tra l'altro era molto appassionato di teatro, che si chiamava Jacques Hadamard, una volta ha detto una cosa molto bella, ha detto: voi pensate sempre che la scienza sia che lo scienziato apre la finestra, vede un paesaggio, ha la tela e dipinge il paesaggio che ha visto. No, la scienza funziona che tu ti metti in una stanza, dipingi il paesaggio che hai in mente, poi apri la finestra e cerchi di capire le corrispondenze tra quello e quello che c'è là fuori. Marco? Non ho capito in cosa vorresti la mia opinione. Come mai? Quello, so, è difficilissimo, sarebbe rivoluzionario se tu rispondessi proprio questa sera, ma perché certe volte, lavorando soltanto dentro il nostro cervello, riusciamo a intercettare come è fatta veramente la realtà là fuori, non perché l'hai copiata, ma perché l'hai anticipata nella tua testa? L'ho messo in difficoltà. Ma, mi succede regolarmente. Semplicemente giudico cazzata quello che sto pensando. Esercito un forte pregiudizio, un'autocensura micidiale sulle idee più grandi di me. Credo che succeda a tutti, ed è questa la ragione del perché poi le riconosciamo quando vengono elaborate da altri. Cioè i miei meccanismi di autodifesa davanti a ciò che non conosco mi fanno frenare. Al di là della considerazione di me stesso, ovviamente ho un ego abbastanza sviluppato facendo questo mestiere, ma avendo sbagliato tante volte, mi è difficile a priori fidarmi delle intuizioni. E dunque per me, per esempio, il metodo descritto prima diventa una fase necessaria, cioè laddove in fondo, se io anche avessi un pensiero alto, se non riesco a tradurlo in una storia, a teatro si sopporta malvolentieri che qualcuno esprima un pensiero filosofico. Io personalmente ho un'allergia profonda per gli autori che si sentono filosofi in questo. E da questo punto di vista la differenza fondamentale è che secondo me il teatro incidentalmente, ma deve sempre usare la strada della poesia e non quella della filosofia, perché io chiamo filosofo colui che inventa una parola nuova per definire qualcosa, mentre poeta è colui che usa le parole che ci sono già per definire la stessa. Dunque a me interessa sempre l'usato. Tra l'andata e il ritorno preferisco il ritorno. La strada che serve per riportare il pensiero al linguaggio e quindi per comunicarlo è molto più interessante della strada di ideazione del pensiero, perché ti costringe appunto a misurarlo con una forma, e se non la trovi quell'intuizione è del tutto inutile. Può continuare a roderti dentro e poi, per esempio, dal 2000
e 15 leggo assiduamente i libri del nostro comune amico anche De Biase, o comunque i libri dei filosofi e degli uomini che si occupano di tecnologia oltre che di scienza. Spesso, non so, davanti a certe affermazioni di Arthur o di Kelly, mi sono detto, ecco, ho trovato qui formulato un qualche cosa che ronzava nella testa. In quel caso mi sono sentito meno solo. Il vero problema, che riguarda in generale gli scienziati e coloro che scrivono a teatro, è che senza un ambiente le idee non attecchiscono da nessuna parte, e quell'ambiente te lo devi coltivare. Cioè, il teatro dove io posso presentare soltanto delle opere finite non è sufficiente per me. Ho bisogno di immaginare che nel teatro ci siano degli spazi in cui si arriva in una condizione di cavie. Ma questo non significa soltanto che c'è scritto studio invece che spettacolo. Potrebbe e dovrebbe significare che è possibile prendere parola, che è possibile avere un altro tempo. E non è facile, perché tutti abbiamo sviluppato in questo tempo una nostalgia per la comunicazione sociale, sostituita dalla comunicazione social. Ma non è facile parlare in pubblico, non è facile perché il sistema scolastico italiano in particolare non ti aiuta a formulare le domande, c'è una soggezione. Non è facile perché davvero spesso le domande sono autoreferenziali e se si prende parola in pubblico ci si può pentire velocemente di quello che succede, ma a chi dare la colpa? Cioè, di nuovo, rieducarci alle domande giuste, che poi non sono mai le stesse una volta per tutte, ma sono le domande giuste in quel momento, in quella sera. Vuol dire ricreare una sintonia. Ecco, allora guarda, io su questo sono convinto che un buon modo di misurare il lavoro di chi fa questo mestiere è se alla fine dell'ora e mezza, delle 2 ore del lavoro che ha fatto, la condizione mentale delle persone che sono lì è cambiata, e se si è creata una community, una possibile circolazione di emozioni e idee tra le persone, quel momento è davvero un momento fertile, perché lì si è creata temporaneamente un supercomputer, cioè una connessione neurale tra le persone che è anche emotiva, che noi come specie sperimentiamo sempre meno, perché siamo sempre più separati da gradi così dagli altri. Beh, se i teatri non riescono a riappropriarsi di questa funzione sociale di laboratorio e non danno peso a queste reti che potenzialmente si creano tra le persone, disperdono una delle funzioni sociali più importanti che hanno, perché rendere le persone meno sole è fondamentale. Quindi rendere le persone meno sole e in più aperte a pensieri nuovi rende meno soli sia coloro che li pensano, che non possono far lievitare tutto in solitudine. Dicono che la Silicon Valley si realizzi nelle caffetterie, in un ambiente, in una cosa. Beh, signori, abbiamo un po' di ambienti come background storico, eccetera. Se tutto questo non fossero solo dei panda, cioè delle specie da conservare come sono, monumentalizzate, così come i musei, così come i monumenti, se questi luoghi rigiocassero una funzione sociale, mettendo in discussione anche il limite della relazione tra chi sta qui e chi sta sotto. Non si può codificare, bisognerebbe un po' derogare alle regole per trovarne di nuove. Telmo, Marco ha detto siamo in un passaggio antropologico delicato,
rischiamo di perdere quel senso di comunità che il teatro tipicamente costruiva. Allora, io proverei ad andare ancora più indietro, perché, e farei appello al tuo sapere di esperto di teoria dell'evoluzione, che cosa significa dal punto di vista evoluzionistico quello che ha detto Marco? Che cosa significa questa necessità di costruire una comunità? Quando comincia a venire fuori e che cosa può succedere se questo modo di fare comunità si sfrangia? Ma dunque, provo a risponderti così. Noi siamo Homo sapiens da 200 millenni a questa parte, quindi da pochissimo tempo, da poche migliaia di generazioni, e noi ci arrovelliamo da tempo su... Qualcuno di noi anche da meno. Sì, certo, dipende, esatto. Cioè, qualcuno sta tornando indietro. Dalla linea di ascendenza, esatto. No, intendevo che qualcuno è anche più giovane di così, insomma. Sì, certo, assolutamente. Però diciamo che la domanda è quando è che noi sviluppiamo delle caratteristiche che possiamo dire essere solo nostre, no? La domanda di sempre sulla unicità umana. Provo a dirlo in un altro modo, vuol dire che solo gli esseri umani possono inventarsi il teatro. Solo gli esseri umani, poi tenendo presente anche il fatto che ci sono stati tanti esseri umani diversi, questo ha cambiato molto lo scenario, no? Noi siamo Homo sapiens, ma ci sono stati tanti altri modi di essere sapiens, ok? Solo che gli altri ci siamo autodefiniti così, ma anche gli altri erano sapiens a modo loro, diciamo. Un mio collega, in modo molto politically correct, ha detto dovremmo chiamarci noi sapiens e gli altri diversamente sapiens, ma non va bene, ok? Naturalmente. I Neanderthal e così via. Ci sono tanti modi di essere umani. Allora, finora, tutte le categorie che abbiamo usato, la socialità, l'uso delle tecnologie, il linguaggio, sono cadute tutte, perché ce le avevano anche gli altri, anche c'erano altri anche gli animali, animali. assolutamente. L'unica che per ora resiste, non so fino a quanto, è questa, ed è, diciamo, la capacità di immaginazione, la capacità di inventarsi nella propria testa dei mondi che non ci sono o che comunque tu non hai mai esperito. Non a caso, Homo sapiens è l'unica specie che quando nasce diventa immediatamente migrante, mobile, cioè non è normale, no, nell'evoluzione che uno nasce in un posto e poi lo lascia. Perché dice la specie nasce in quel posto lì, quindi è un L'Africa. posto buono perché ha quelle caratteristiche, esatto. E quella creatura si trova bene lì perché trova la roba da mangiare, il clima giusto, eccetera. Perché l'uomo che si evolve a un certo punto dice prende andiamo. Esatto, è una cosa molto strana e ancora oggi non riusciamo a darci una risposta perché il fatto di essere nati in un posto, l'Africa, significa che c'è stato un lungo processo di selezione naturale, adattamento a quell'ambiente. Noi invece nasciamo lì, dopo tutto questo lavoro per essere adattati lì e ce ne andiamo. E andiamo in posti completamente diversi e ti faccio solo 2 esempi per farti capire cosa vuol dire. Ad un certo punto noi arriviamo in certi luoghi della Terra e poi tu vedi che dopo un po' degli esseri umani vanno su un continente che è separato da un braccio di mare e la Terra dall'altra parte non è visibile, non la vedi, eppure sono partiti da qui e sono arrivati di là. Allora, secondo noi evoluzionisti, per fare una cosa del genere tu devi essere andato di là molte volte, ma poi devi essere tornato di qua e devi avere spiegato che c'è un posto dall'altra parte. E come fai tu che sei stato di là e hai visto un altro mondo a tornare qua e a spiegarlo agli altri che hai visto un altro mondo? Glielo devi rappresentare, glielo devi raccontare, glielo devi fare immaginare. Quindi noi pensiamo che il raccontare storie sia stato fondamentale per queste migrazioni. E poi ti faccio un altro esempio che è sconvolgente secondo me. Tu immaginati questi cacciatori, raccoglitori africani escono dall'Africa intorno a 60-70 mila anni fa e dopo una manciata di millenni, quando ancora avevano la pelle scura ed erano ancora tutti gli effetti dei cacciatori africani, li trovi al Polo Nord. Abbiamo scoperto 2 anni fa sta cosa. Riescono a cacciare, a vivere cacciando mammut, spolpandoli perché del mammut non si butta via niente, 45-47 mila anni fa. Tu immaginati un gruppo, che ne so, di Masai di oggi che vivono al Polo Nord. Allora la domanda qui può essere molto semplice. Chi diavolo glielo faceva fare? Cioè perché noi dobbiamo avere questo tipo di comportamento che ci porta ad adattarci agli ambienti più estremi, a migrare dappertutto, a voler sempre vedere cosa c'è dall'altra parte della collina? Allora,
secondo molti miei colleghi, anche secondo me, in questo tipo di scoperte c'è forse l'indizio per capire cosa rende noi umani diversi da tutti gli altri. Non esiste nessun animale, neanche i roditori, che nasce in Africa e dopo pochi millenni te lo trovi al Polo Nord. Questo davvero sono pronto a scommettere che nessuno è capace di fare questa cosa, forse qualche batterio estremofilo e pochi altri. Quindi lì forse c'è un indizio di cosa ci rende umani ed è qualcosa legato probabilmente non alla biologia, non alla genetica, non c'è stata nessuna mutazione genetica miracolosa, è stato qualcosa che è successo tutto dentro la nostra mente e ha a che fare con l'immaginazione, con la narrazione e quindi con qualcosa che è imparentato col teatro. Marco ti ha aperto un'autostrada forse? Ho capito, ciò che ci rende profondamente umani è il fatto che riusciamo a perderci. E dopo a dirlo agli altri che ti sei perso. Cioè devi riuscire a perderti, tornare indietro e dire di là c'è questo mondo. Peggio il taccone del buso. Quindi recidivi, interessante. No, e l'altro aspetto che ha messo, che ha sottolineato Telmo è l'apporto fondamentale della narrazione e del racconto in tutta questa logica, e questo è anche uno dei lavori che tu hai fatto in questi anni, cioè di recuperare questa dimensione narrativa nella sua forza anche originaria. È evidente che chi è andato di là a vedere, è tornato di qua e ha convinto gli altri, è uno che sapeva raccontare barzellette. Da lì a diventare presidente del Consiglio di un paese, il passo è stato abbastanza breve. Parliamo di evoluzione, scusa. Che non è progresso, lo sappiamo, e si vede benissimo, dall'ameba a Donald Trump, no? Quindi... un altro aspetto che mi incuriosisce molto è questo. Torno a Galileo perché sappiamo tutti la storia ed è facile fare esempi. E Galileo era uno straordinario showman. Quando lui deve far capire le leggi della gravitazione, mette in piedi, non so se poi sia effettivamente successo così o no, uno spettacolino in cui lui va sulla torre di Pisa e fa tutto uno show a beneficio dei suoi colleghi e della cittadinanza pisana. Tu senti questa parentela, Marco, tra il tuo lavoro e il lavoro spettacolare che fanno gli scienziati quando lavorano a un esperimento e quando mettono in scena un esperimento? Io mi vergognerei da morire andare in cima a una chiesa e tirare giù un sasso, si chiamava teatro di strada e aveva pochi argini. Io invidiavo molto quelli che erano bravi a farlo, io mi sentivo sempre a disagio quando sei guardato, quando sei strano, perché in generale è abbastanza importante far riconoscere il contesto, cioè bisogna crearli i contesti, cioè i destinatari. Non esiste nessun mestiere, né quello nobile della scienza né altri, se non ci sono dall'altra parte dei destinatari anche conflittuali della cosa. Il vero problema sia della scienza che del teatro oggi è di non chiudere la porta ai destinatari, cioè di non rivolgersi a un gruppo di persone che sono loro pari, rinunciando a una fetta crescente di persone che nutrono la certezza di avere in sé le risposte e di non avere nessun bisogno di condivisione, né di emozioni che arrivino dal vivo, né di ragionevoli e difficili spiegazioni, perché ne trovano di più semplici. Cioè il mondo tecnologico non è un mondo neutro, è un mondo che sta dichiarando da che parte sta e produce delle banalizzazioni, delle semplificazioni. Guardate che non è assolutamente una crociata contro la tecnologia, che è il bene e il male insieme, ma contro la debolezza delle strutture storiche e anche delle nostre menti rispetto alla velocità e alle semplificazioni che abbiamo davanti. Dunque,
io non potrei competere con questa velocità. Oggi l'equivalente del sasso lanciato dalla Torre di Pisa è pensare di sfidare i social e andare lì e gettare la propria voce in mezzo alle altre. Secondo me è velleitario, giacché quel sasso si perderebbe, non darebbe, se non si crea il contesto dell'ascolto, non c'è interlocutore. Io quindi non ce l'ho con i social, non ce l'ho con quelle reti, non ce l'ho con quei sistemi, ma sono certo che quelle reti e quei sistemi non rispondono alla solitudine, cioè la mantengono. Per cui occupandomi di un piccolo media, occupandomi di certi luoghi, eccetera, eccetera, io insisto molto sulla necessità di investire un po' di attenzione in più sulle potenzialità delle reti fisiche, di creare le reti fisiche tra le persone, in cui i ruoli possono essere ridiscussi, eccetera, in cui allora sì, io tirerei il sasso dalla torre di Pisa, ma non lo andrei a tirare in piazza San Marco, sotto il campanile, in un ambiente distratto. Non c'è competizione oggi se non si ricrea. Cioè, YouTube è nato da questa è una delle affermazioni di Kelly Kevin Kelly è un autore, un giornalista col quale sono sempre in disaccordo, ma che mi dà degli stimoli molto profondi. È come dire, un fricchettone americano di quasi 80 anni che ha partecipato alla generazione più vitale del web e un curioso di nuove tecnologie, ma è anche un giornalista molto documentato che ha delle sue visioni sul futuro piuttosto interessanti e inquietanti insieme. Una delle cose che Kelly diceva era: nessuno prevedeva che i teleutenti, i telespettatori, quelli stravaccati sul divano, quelli col telecomando in mano, quelli che si pensava che fossero gli individui a cui si poteva dare qualsiasi cosa, qualsiasi pubblicità, perché tanto non si alzavano più da quel divano. Nessuno prevedeva che si sarebbero messi a fare dei video. Nessuno prevedeva che i privati sarebbero diventati i maggiori editori in circolazione, la massa critica degli editor privati, delle opere uniche. Lasciate stare la qualità, perché la quantità è una componente della qualità, se ne è accorta anche la pubblicità, e lì in mezzo c'è di tutto, c'è anche qualità. Quindi una produzione artigianale di massa, di miliardi di ore di video, chi l'avrebbe potuta prevedere? Quale organizzazione industriale poteva prevedere di essere sopravanzata da miliardi di copie uniche nel tempo della riproduzione di massa delle opere? Ogni cosa su YouTube è un unicum, è un sistema apparentemente antieconomico che genera economie, eccetera. Beh, nessuno l'aveva immaginato poco prima che succedesse. Quanti cambiamenti sono difficilmente immaginabili perché rappresentano un salto. I salti di tutto questo riguardano le persone a cui ci rivolgiamo, la qualità dell'attenzione delle persone, ma anche la disponibilità delle persone a ragionare sulle direzioni da prendere. La scienza oggi potenzialmente è in grado di scegliere delle strade. Io come teatrante non mi preoccupo tanto del fatto di raccontare la scienza a teatro, ma del fatto che tra gli spettatori che ho davanti potrebbe essercene uno che poi un domani di mestiere fa lo scienziato ed è in grado di decidere da che parte andranno i miei discendenti negli anni successivi. Conto più sul fatto di poter interagire con lui prima che non di aspettare che lui abbia fatto le sue cazzate senza provare a fare niente. Sostanzialmente credo che scienza sia un contrappeso, politica sia un contrappeso, il mio mestiere in generale e l'ambito in cui si svolge sono contrappesi, ma oggi le forze egemoni sono altre, sono tecnologia ed è economia, tutte e due fuori controllo.
Marco ha posto tra le righe il problema dell'etica della scienza e delle conseguenze della scienza. Tu come la vedi? Sono molto d'accordo e lo vedo, diciamo, dall'interno, se vuoi, della comunità scientifica. Siamo in una fase molto delicata. Kelly è un ottimista, dice che le tecnologie conviviali, però dice anche appunto una cosa inquietante, che prima o poi le tecnologie si organizzano tra di loro e diventano un dominio che evolve per conto suo, che tra l'altro c'era già in Samuel Butler, voglio dire, anche questa è una narrazione che c'è già dall'Ottocento, delle tecnologie che prendono Il loro sopravvento. Ci sono dei libri in questo momento molto interessanti che raccontano questa cosa. C'è un libro che si intitola Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che per 600 pagine spiega queste cose. Però diciamo che nella scienza questo lo vedi in modo molto palpabile, molto diretto. Non so, molti miei colleghi che meritoriamente sono impegnati nella divulgazione, per esempio, si sono buttati sui social, si sono buttati su questi nuovi linguaggi e secondo me per ora stanno soccombendo, perché magari fanno bene il loro lavoro di racconto degli aggiornamenti scientifici, però sono dentro quell'algoritmo e sono componenti di quell'algoritmo, sono diventati anche loro ossessionati dai like, sono molto narcisisti, anziché comunicare il contenuto scientifico comunicano guarda quanto sono bravo io a comunicartelo, tutte dinamiche distorte della comunicazione della scienza. Lì capisci che è la piattaforma che ti sta dicendo come devi comunicare e quindi è lei che comanda. Secondo me, ma io su questo ho una visione abbastanza radicale, oggi chi fa scienza e fa comunicazione della scienza correttamente non può che essere controcorrente, non può che essere un ribelle, perché la scienza ha bisogno di lentezza, ha bisogno di errori, mentre oggi siamo in una fase in cui se non pubblichi, se non muori e se non continui a fare piccole versioni dello stesso paper non hai la quantità sufficiente. Questo è incompatibile con la correttezza del metodo scientifico. Forse si può sottolineare questo aspetto, che il Google Rank, il page rank di Google, cioè l'algoritmo in base al quale noi vediamo quando facciamo una ricerca che la pagina di Telmo viene prima di quella di Marco, è stato rubato in qualche misura ai metodi che vengono utilizzati per valutare gli scienziati, cioè le peer review, sostanzialmente quante citazioni ci sono e che tipo di citazioni ci sono dell'articolo di Telmo Pievani. Quindi il rapporto è molto molto stretto. Sì, però la dinamica perversa qual è? Che oggi la scienza rischia di scimmiottare questa dinamica, per cui su Google ti fa vedere quello che pensa corrisponda alle tue esigenze, ai tuoi gusti, quindi riduce la tua possibilità esplorativa, la tua possibilità di sbagliare, la tua possibilità di incontrare qualcosa di inaspettato, la tua curiosità, e lo stesso capita nella scienza. Se nella scienza si instaura questa dinamica, alla fine continueremo a finanziare sempre quelli che hanno già tante pubblicazioni, pioverà continuamente sul bagnato e smetteremo di finanziare ricerca di base, ricerca pura, ricerca dove c'è un alto rischio di fallimento, ma quella volta che la azzecchi hai un guadagno pazzesco. Tutte le grandi scoperte scientifiche sono state ad alto rischio di fallimento e alla fine ce l'abbiamo fatta. Marco citava YouTube, oggi le biotecnologie con cui lavoriamo quotidianamente sono completamente diverse da quelle di 4 anni fa. Kelly ancora neanche Kelly l'avrebbe immaginata questa cosa, scoperte per puro caso lavorando in ambito di microbi, di microbiologia, si scoprono delle forbici molecolari che si applicano adesso a tutte le cellule e cambia il mondo. C'è il gene editing, tu puoi fare il copia e incolla del DNA come vuoi, ci sono aziende quotate in borsa miliardarie, cioè il mondo è cambiato, ma perché? In virtù di una totalmente imprevedibile scoperta fatta da gente che lavorava con 2 soldi, interessato a capire come fanno i microbi a rispondere alle risposte immunitarie ai virus. Quindi vedi che o la scienza è rischiosa, serendipica, libera e a tutto campo, altrimenti non è creativa. E oggi purtroppo c'è la prevalenza di quella che viene chiamata scienza muscolare, fatta di soldi, un sacco di dati, poi però se tu hai un sacco di dati ma non hai una buona domanda di ricerca, non sei sveglio, non sai come interrogarli, e torniamo a Galileo, perché Galileo aveva detto molto bene, no? Che il dato di per sé non esiste.
E la scienza, diceva Galileo, come un pescatore che butta una rete, ma tu hai fatto la rete, hai deciso la maglia della rete e poi tiri su delle cose che molto spesso sono totalmente inaspettate perché la natura ti risponde in un modo inaspettato. O è così la scienza oppure diventa, diciamo, una versione, una brutta copia di una tecnica, è una cosa diversa. Però una scoperta di questo genere ha una serie di conseguenze nella società, nel modo in cui siamo anche noi esseri umani sostanzialmente, perché poi quello che si può ricombinare è anche il nostro DNA, non soltanto Certo. quello dei microbi. Allora, credo che le domande che si faceva prima Marco andassero in quella direzione lì. Come facciamo di fronte a queste potenzialità, a queste trasformazioni così profonde, assolutamente imprevedibili, come facciamo a riflettere su quello che ci sta succedendo, sulle conseguenze di queste scoperte? La scienza basta o ci vuole qualche cos'altro? No, non basta, però la scienza deve cambiare, nel senso deve assumere almeno, secondo me, faccio esempio di due decisioni. Uno, lo si diceva anche prima, il comunicare la scienza non deve più essere un optional, ma deve essere un dovere istituzionale dello scienziato. Io quando sono andato a New York a lavorare la prima volta, mi ricordo il mio maestro mi portò su, eravamo all'American Museum of Natural History, mi portò su al quinto piano e mi disse: guarda, qui ci sono i laboratori, tu fai questo, ti occupi di speciazione, ma ricordati che tutto quello che fai qui poi vai giù a raccontarlo giù, al primo, al secondo e al terzo piano, me lo ricorderò sempre. Dove arrivano i ragazzi, Dove le arriva, scolaresche? dove c'è il pubblico, inventati quello che vuoi, mostre, conferenze, però lo vai a raccontare giù e questo è il tuo dovere istituzionale, ricerca e comunicazione. La seconda, secondo me, è che servono delle scelte coraggiose. Io, per esempio, insieme con pochi altri, siamo proprio una minoranza di idealisti, ma scienziati, pensiamo che oggi le biotecnologie siano diventate così potenti, così pervasive, che debbano essere definite a priori come dei beni comuni, cioè tutti devono avere accesso a quelle biotecnologie. Poi non siamo ingenui, tu puoi brevettare una particolare applicazione, ma la biotecnologia in sé è un bene comune e, come disse già Obama, poi purtroppo le cose sono andate diversamente, lui disse: queste tecnologie sono così potenti che io voglio che ci sia sempre un po' di pubblico dentro, in modo che lo Stato, cioè i cittadini, possano fisicamente controllare. Quella era la strada giusta. Oggi invece hanno prevalso populismi di altro tipo. E in questa situazione il teatro, Marco, che ruolo può avere di fronte a una scienza che fa fatica a comunicare? Se comunica, diceva prima Telmo, sulle piattaforme social è perdente sostanzialmente. Che cosa possiamo fare noi come opera di resistenza? Sbagliare. Con coraggio, ma sbagliare. Mi pare che l'altra cosa che condivido assolutamente è che, al contrario degli acceleratori di idee, al contrario della velocità delle start-up, noi abbiamo un bisogno biologico di creare l'equivalente di un bioritmo culturale, un bioritmo in cui si respira. Cioè, io credo che il sentimento generale di chi arriva a sedersi in una serata qualsiasi in un posto come questo è di stanchezza legata a qualche cosa che non si può definire, però in generale è evidente che tutte le tecnologie nate per farci risparmiare tempo poi se lo sono consumato con gli interessi. È evidente che ciascuno di noi deve rispondere quando lo chiamano ed è evidente che ogni volta che rispondiamo obblighiamo qualcuno di nuovo a rispondere a noi e non è mai finita. E tutta questa usura del tempo fa perdere il senso delle cose. Dunque non è una questione punitiva di spegnere i telefoni quando si va a teatro, ma è quella di avvallare che ci siano dei cicli diversi. L'allungamento dei tempi. Mi fanno notare degli amici con cui riflettevo di queste cose che nel cinema a Hollywood stanno tornando ai lunghissimi formati di tempo per i film.
Io credo che sia perché ormai danno per perso quel pubblico che in qualche maniera misurava il tempo del cinema con gli altri tempi fuori. Ormai il cinema si fa per i cinefili, che sono comunque un numero di persone molto ristretto rispetto agli altri, e per quelli vale la pena di stare tra le 2 e le 3 ore, no? Il tempo del passare le 2 ore, che è un tempo tabù. Noi sappiamo quando noi produciamo cinema a Padova con la Iole Film, sappiamo che quando discutiamo col gestore bisogna rassicurarlo e dirgli 1 ora e 50 è il limite, no? Perché così ci stanno i cicli della lunga pubblicità in mezzo e di tutte le altre cose. C'è una specie di idea dello spettatore tarata su questo. Io a teatro, quando dicevo a 2 ore atto unico, in generale mi guardavano come dire: ma e quelli con la prostata come fanno? Cioè, in generale stai mettendo in crisi un sistema, per esempio quello del bar, del teatro, che se non fai l'intervallo si arrabbia moltissimo. Ma non è una questione sadomaso, è questione che se uso 2 ore, la prima ora serve a farti dimenticare quel che c'era prima, la seconda ora serve, non ti accorgi che passa, se hai fatto bene il tuo lavoro. Dunque, in qualche maniera, imporre dei cicli, rallentare il tempo è un lusso, così come il teatro è un lusso, così come la scienza, come la intendiamo, sono roba da pancia piena, no? In teoria, se si dovesse decidere che cosa va tenuto, questa è roba che si taglia in un'economia dell'osso, in situazioni di cosiddetta emergenza. Non c'è verso di uscire dallo squilibrio energetico ambientale del pianeta se non mettendo mano a un rallentamento del tempo che abbia un certo potere decisionale, che produca un certo potere decisionale. Non c'è che da continuare a sperare che fra 200 persone che hai davanti ce ne sia una che un domani occuperà una posizione progettuale delicata e si ricorderà di qualche cosa che tu gli hai lasciato dentro, tu insieme agli altri 199 che erano con lui quella sera. L'enorme potere di influenzare le persone nel futuro non riguarda soltanto i genitori o gli insegnanti, riguarda gli artisti, ma riguarda anche gli adulti. Se in questo mondo qualcuno non fa outing dichiarandosi adulto, e senza una scienza adulta, un teatro adulto, una politica adulta, non c'è possibilità di competere, dal momento che la trasmissione dell'esperienza sembra essersi girata completamente verso la tecnologia e l'avere a portata ciuccio intorno a sé. Allora, in un mondo così autoreferenziale, o con un po' di coraggio, mischiando le carte e anche i ruoli e anche diciamo, i confini delle discipline e degli ambiti, o si ritrova un po' di autoritas nella comunicazione. No, scusa, non è nella comunicazione, è un po' di autoritas nell'aria probabilmente, nella quale possono essere vari gli attori, gli strumenti, anzi deve essere una funzione circolare questa. Non sto parlando di nuove gerarchie fisse, perché sarei estremamente imbarazzato a prendere la parola come uno che sa le cose. In fondo riesco a immaginare a volte i puntini, ma di ogni puntino ne so troppo poco per poter compiutamente dire delle cose. Eppure la sensazione che, per esempio, che il teatro accompagni un flusso di emozioni che ti lega fisicamente alle persone che sono con te, mi fa pensare che tutto questo sia qualcosa che lascia segno, no? Anche se non è come la goccia di tutti i giorni dell'insegnante o del genitore, è una goccia che ti può condizionare. Ci sono degli spettacoli che ti cambiano la vita, no? Magari a uno spettatore solo, ma ci sono. Così come ci sono incontri che ti cambiano la vita,
così come ci sono libri che ti cambiano la vita. Beh, tutto questo non è poco, ma se non lo si mette in rete non basta, e queste reti non devono necessariamente assomigliare a quelle create dai motori di ricerca. E in tutto questo davvero lo sforzo di creatività, di immaginazione, perché non sia muscolare, non riguarda soltanto la scienza o il teatro, riguarda l'immaginario delle società che invecchiano, riguarda l'immaginario dei territori che non sono più il centro dell'impero, l'Europa. Ma voglio dire, se l'Europa è in decadenza, la decadenza può essere un periodo splendido per generare delle cose, non necessariamente una rovina. Però tutto questo esige un po' di coraggio, esige attori non rassegnati. Ecco, io credo che serva molto tempo, ma il tempo bisogna immaginarlo, bisogna immaginare dei flussi di tempo che durino di più, ce n'è bisogno. Marco ha posto l'accento su due aspetti. Uno è che la società in cui viviamo sostanzialmente ci sottopone a uno stress al quale forse non eravamo preparati, non siamo preparati. Le nuove tecnologie, che sono apparentemente neutre, in realtà hanno un impatto molto forte sui nostri meccanismi percettivi, che non sono nati per questi affarini qua. Il secondo aspetto è come funziona non tanto la trasmissione del sapere quanto la trasmissione dell'esperienza. Quando Marco ha detto no, non voglio dire comunicazione, penso che si riferisse anche a questo. Dal tuo punto di vista, la mutazione che stiamo vivendo, che cosa comporta per la specie Homo sapiens non diverso? Innanzitutto notavo che non sapevo di Hollywood e dei film lunghi, ma stanno tornando anche i libroni lunghi, 600 pagine, sono diventati di nuovo cool per gli editori che prima li bandivano come un'eresia. No, per rispondere alla tua domanda, molto sinteticamente, io penso che Homo sapiens, che oggi sia entrato dentro una possibile trappola evolutiva. C'è proprio il modello delle trappole evolutive. Cos'è una trappola evolutiva? La trappola evolutiva è quando una specie, è già successo non a noi ma ad altre in passato, modifica l'ambiente attorno a sé in modo talmente forte, drammatico e veloce che poi ha difficoltà essa stessa ad adattarsi all'ambiente che lei ha modificato. Puoi fare un esempio? Beh, voglio dire, la più grande catastrofe cosiddetta dell'ossigeno è stata dovuta al fatto che degli organismi, cianobatteri, sono riusciti ad inventare la fotosintesi, a rilasciare l'ossigeno in atmosfera. Per loro è stata una grande innovazione, ma è stata una catastrofe perché l'ossigeno era un veleno per quasi tutti e quindi hanno cambiato troppo, se vogliamo, l'ambiente attorno a sé. Quindi può succedere, è successo tante volte, ci si mette in difficoltà. Homo sapiens è chiaramente dentro, secondo me, sta entrando dentro una trappola evolutiva di questo tipo perché stiamo cominciando a capire che paghiamo e pagheremo caro il fatto di doverci adattare all'ambiente che noi stessi abbiamo modificato. Climate change è soltanto uno di queste direttive, la riduzione della biodiversità è un'altra, la pagheremo molto cara perché noi dipendiamo da quella biodiversità. Quindi abbiamo massimizzato i nostri introiti adesso e pagheremo dopo il costo. Quello che mi preoccupa abbastanza è che oltre che una trappola evolutiva rischia di essere anche una trappola cognitiva, per questo quello che diceva Marco è importantissimo, no? Fare resistenza rispetto a questo, cioè siamo dentro un modo di pensare sempre all'interno dello stesso paradigma che reitera e conferma il paradigma. Faccio un esempio, mi è capitato l'altra settimana un dibattito, io litigo spesso con gli economisti, non so perché non so, molto spesso hanno secondo me un modo proprio di ragionare che è dentro il sistema e faccio questo esempio, dico se le nostre autostrade sono ormai stracolme, ingolfate di camion con targhe da tutta l'Europa, per voi economisti è una buona notizia, perché vuol dire che l'economia gira, che le merci si spostano, però palesemente è anche una cattiva notizia, perché inquinano un sacco, è inefficiente, ci si sposta a fatica. Risposta dell'economista: beh, perché bisogna fare la quarta corsia e dopo bisogna fare la quinta corsia. Allora, ed era una risposta seria, non è una risposta provocatoria, mi ha proprio spiegato perché bisognerà fare la quarta e poi bisognerà fare la quinta.
E io a dirgli, ma scusa, ma non ti sembra un ragionamento incrementale che poi a un certo punto non basterà più neanche la quarta, avremo la pianura padana tappezzata di capannoni e autostrade? Eh no, dice, perché poi a un certo punto il sistema va all'equilibrio, cioè questi vecchi modelli per cui ci sarebbe nel comportamento umano una miracolosa razionalità intrinseca che ci salverà. Ecco, secondo me il Cioè climate change... quella che chiamano la Esatto. mano invisibile del mercato, che è la mano Sì. visibile del camionista rumeno. Esatto, il cui costo del lavoro ovviamente è molto inferiore a quello del camionista italiano, eccetera, eccetera. Cioè ho l'impressione che questa sia la classica trappola cognitiva, cioè stiamo cercando delle soluzioni che sono comunque all'interno dello stesso paradigma che ha creato il problema e invece bisogna esplorare appunto con i tempi giusti, contesti nuovi e spazi di immaginazione delle alternative proprio nel modo di pensare. Una cosa che ha detto Marco nel corso di questa conversazione e che ritorna molto spesso, la dice spesso, è io non so tante cose. E il punto di partenza è non sapere e la necessità e il bisogno di scoprire. Credo che questo rende simile il lavoro che stai facendo tu rispetto al lavoro degli scienziati. Noi pensiamo che lo scienziato è quello che sa, in realtà lo scienziato credo che dovrebbe essere quello che non sa. Ed è consapevole di non sapere. Ma il bello della scienza è che ci sono tanti modi di essere ignoranti. Ovviamente c'è, come diceva Popper, il vero ignorante è cattivo, è quello che è convinto di sapere. Okay? E il web è pieno di ignoranti, pieni di certezze. Poi c'è l'ignorante che è già invece più positivo, che sa di non sapere e ha gli strumenti per capire che non sa le cose. Gli scienziati hanno gli strumenti per capire che non sanno un sacco di cose. Ma l'ignoranza, come diceva Popper, più bella e meravigliosa è quando tu ti accorgi che non sapevi neanche di non sapere. Cioè a un certo punto ti si presenta un'evidenza e dici, ma pensa, non sapevo di non sapere un sacco di cose. Oggi i fisici si sono accorti, dopo Galileo, Newton, Einstein e tutti, che avevano studiato fino adesso soltanto il 5% di tutto quello che esiste nell'universo, perché il 95% è materia ed energia oscura e si apre tutto un nuovo mondo di ricerca. Questa è l'ignoranza generativa della scienza. Marco, che tipo di ignorante sei? Sei anni che con materia scura. Va bene, io direi che ci siamo raccontati tantissime cose, si potrebbe andare avanti ancora a parlare a lungo. Forse se qualcuno ha delle domande per Telmo o per Marco? Soprattutto per Marco. Questo è una conferma di quello che dicevi tu sul fatto che dopo che tu hai fatto quella affermazione sulla difficoltà di fare domande in pubblico, chiaramente... Anche perché se alzate la mano non vi vediamo comunque, quindi... Tu li vedi? Io se abbasso lo sguardo sì. No, se no, io sono molto, molto contento, ringrazio moltissimo Telmo Pievani. Ah, eccoli. Almeno i piedi, grazie. Cosa portate l'un l'altro a casa dell'un l'altro dopo questa discussione? Ti manda Marzullo a te. Prego. A me dispiace di non aver litigato con lui. È vero, questo è un fatto interessante. Sì, forse siamo troppo d'accordo sulle cose, questo non va bene. Cioè, non va nella bene scienza. per voi. Sì, ma poi si cadrebbe nel talk show televisivo, che è un'altra piattaforma che non ci convince. Io poi penso che i risultati arrivano con lentezza necessariamente da una conversazione di questo tipo. Io sono rimasto sconvolto, ma forse nella mia ingenuità, una delle prime volte poi mi è successo varie volte in televisione, dibattito televisivo, nelle pause, nella pubblicità e tutto, il conduttore che non cito, che va da noi che discutevamo e gli fa: tu adesso allora dici sta cosa e tu ti incazzi e gli rispondi così. Allora dopo io passerò la parola a te che dirai questa cosa. Dopo alziamo il tono e tu... Cioè, io pensavo fosse una cosa minimamente spontanea, è tutto costruita, una cosa tremenda. Scusate questo...
Non so se ti capita. Ma non sono mai Non andato ci vai, a un talk dai. show. Adesso so cosa devo fare, magari mi faccio invitare e poi faccio vedere che le so già le cose, e dicono ancora mica che me le hai spiegate, allora quando è che mi incazzo io? Vedi cosa porto a casa, questa è una perla, nessuno, anche voi adesso se vi invitano ai talk show lo sapete, dovete dire, ma a me quando tocca incazzarmi a me, perché per contratto c'è, che meraviglia, Bello. meglio che non citi il nome. I nomi. Va bene, allora io direi La che signora. la signora... Oh, vedi? Questa è una cosa tra di voi, proprio. Tra di voi veneti. Sì, solo che signora la contesto io, si dice non meglio, peso il tacon che sbrega. C'è stata la rissa. Allora, Andate a casa dopo la felici. rissa possiamo chiudere. Grazie. Grazie mille.